Al via i carotaggi sul viadotto Salsetto a Porto Empedocle sulla statale 115 tra i semafori di Piano Lanterna e Contrada Ciuccafa. Si tratta di lavori propedeutici ad analizzare lo stato di salute del ponte. Da ieri sono stati posizionati due semafori agli opposti sensi di marcia per consentire la chiusura al transito di una delle due corsie. Per i prossimi giorni dunque si prevede qualche disagio al traffico per il senso unico alternato. In base ai rilievi condotti dalla ditta incaricata dall'ANAS, se il tratto di strada dovesse essere chiuso, tutto il traffico veicolare sarebbe da convogliare nella zona che collega il porto ai lidi, con tutti i disagi del caso. Obiettivo dunque capire fino in fondo quanto gravi siano i danni e poi redigere eventualmente un giusto progetto che verrebbe messo a bando. A sollevare il caso e focalizzare il problema e l'eventuale, oggi abbastanza reale pericolo, era stata l'associazione Mare Amico, mostrando all'Italia attraverso il TG2 ma anche Striscia la Notizia ed altre testate nazionali lo stato apparente ma comunque evidente a occhio nudo del ponte Salsetto, ma anche degli altri viadotti di Porto Empedocle. E sempre Mare Amico ha innescato la chiusura del viadotto Acragas, conosciuto come Ponte Morandi di Agrigento, denunciando lo stato di ammaloramento del calcestruzzo.